Bato un luogo in mezzo a sistio, dove l'ombra si stende in silenzio. E Anna che pruso non sa beridi, e prazza chi pruso non rid. Ci troviamo a Bortigali in provincia di Nuoro per visitare questo enorme monotorre che risponde al nome di Nuraghe Semestene. Vi ricordiamo inoltre di iscrivervi al nostro canale YouTube se non l'avete ancora fatto e di cliccare sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati sulle nostre future pubblicazioni. Andiamo a visitarlo? Andiamo! E siamo arrivati di fronte a questo nuraghe imponente, immenso. L'altezza residua è di circa 8 metri. Vediamo queste enormi pietre, questi enormi blocchi che sono stati utilizzati per costruirlo. Questo colore è ulteriormente acceso dai licheni che sono presenti e illuminati in questa meravigliosa giornata di sole. Notiamo all'esterno l'architrave, anche questo veramente molto imponente e rotto a metà, quindi danneggiato, ed anche si possono notare i lavori di consolidamento che sono stati effettuati appunto per poter dare maggiore resistenza alla struttura. Ora facciamo un giro perlustrativo attorno al nuraghe in cerca di eventuali particolari da rilevare. Meraviglioso quest'albero che è cresciuto qui. Abbiamo terminato il nostro giro perlustrativo e quindi ora procediamo con la visita all'interno. All'ingresso troviamo subito sulla nostra destra una nicchia che comunque è molto illuminata. Poi alla nostra sinistra vediamo quello che poteva essere l'ingresso, comunque l'accesso alla scalinata che porta al piano superiore, che è stata chiusa, pensiamo per motivi di sicurezza. Notiamo anche dall'interno la vistosa spaccatura del masso che fa da architrave, la relativa finestrella di scarico, e poi possiamo anche notare che sopra c'è un'altra apertura, non so se sia, non sappiamo se sia un'altra finestrella di scarico, però è abbastanza particolare come cosa. Procediamo entrando nella camera principale, sempre attraverso un ingresso che presenta un suo architrave
dedicato. Un architrave con al di sopra una finestrella di scarico molto grande. Andiamo verso l'alto e vediamo appunto che la Tholos non è completa, è quasi completa ed è stata chiusa per motivi di sicurezza. Scendendo possiamo notare una prima nicchia sulla destra, anche questa sormontata da un generosissimo architrave. Stessa cosa anche per la nicchia centrale, un enorme architrave sovrasta l'ingresso e una finestrella di scarico, e un'ultima nicchia tutta sulla sinistra rispetto all'entrata, anche questa con un architrave e con la finestrella di scarico. Guardando l'ingresso da questa angolazione si vede comunque la successione di architravi, di finestrelle di scarico e di ingressi aggettanti così in prospettiva è veramente meraviglioso. Si conclude qui la perlustrazione a questo meraviglioso nuraghe Semestene. Vi ricordiamo inoltre di iscrivervi ai nostri canali social, YouTube, di cliccare sopra la campanellina per rimanere sempre aggiornati sui nostri video futuri. Iscrivetevi anche a Facebook, la pagina Instagram e TikTok. Alla prossima! Ciao! Ciao.